Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, questa era la passerella di 8:30, musicata da Nino Rota, anno di grazia 1963. Questo era appunto straordinario, Fellini. Vi rendete conto quante volte nella vita ci diciamo stavo pensando a una cosa, mo non me la ricordo più. Ecco, 8:30 è la storia di uno che voleva fare un film e si è scordato il tema del film. Fellini era un genio, c'è poco da fare. Antonino Danna al microfono con voi alle 18:17 sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere la vabbè, però così me la servite su un piatto d'argento. Andiamo a vedere l'ANSA. Vaticano, il 18 maggio la messa di inizio pontificato di Leone XIV, attesi in 250.000 a Piazza San Pietro. Il Papa ha confermato provvisoriamente tutti gli incarichi di curia, come è prassi. Prima messa del pontefice nella Sistina. In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda, si preferiscono tecnologia, denaro, successo, potere, piacere. È proprio così. Fine vita, il governo impugna la legge della Toscana. Gianni, paradossale, la difenderemo. Il messaggio, Mattarella, l'Europa non arretri di fronte alle difficoltà. Putin consiglia alla parata della Piazza Rossa. La verità è con noi. Ecco, no, dicevo il fatto che me le servano su un piatto d'argento. Sempre l'ANSA ha sentito i frati agostiniani di Firenze che svelano: Leone XIV ha molti hobby, ama gli sport, tifa la Roma. Padre Pagano rivela: mi ha detto scherzando, la vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte. Padre Pagano lo ha conosciuto, ha studiato con lui nell'83 a Roma e poi insomma sono rimasti in contatto. Dice: con lui si stabilisce velocemente un rapporto di fiducia reciproca. Quando abbiamo viaggiato assieme ci siamo pure divertiti. È una persona che vuole conoscere, si interessa alle cose, ha molti hobby, ama guidare la macchina, lo farebbe per ore, ama gli sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. E l'ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina, mi ha detto scherzando: la vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte. Ecco, allora poi viene veramente la barzelletta. Voi la sapete, quella barzelletta del Papa che andava a guardare il derby Roma-Lazio. Allora lui era lì, dice: ma come mai, santità, ma perché tifa per la Lazio? Perché hanno la maglia bianco-celeste, mi ricordano tanto la Madonna di Fatima, la Madonna di Lourdes. Ah, però lo sa che la Lazio vince ogni morte di Papa? Roma, Roma, Roma. Ecco, insomma, vecchie barzellette, che peraltro questa era attribuita con Papa Wojtyła come protagonista.
Allora, alle 18, 19 minuti e 40 secondi, io direi che possiamo già prepararci ad accogliere la nostra gradita ospite di questa sera per il Qui Parlamento, quindi Sveva chiamala pure, e naturalmente avremo modo di colloquiare con la senatrice Erika Stefani sul DDL semplificazioni. Diciamo che le semplificazioni sono un pallino sacrosanto, aggiungerei, della Lega, visto che ve lo ricordate Calderoli quando fece fare il falò di tutte quelle leggi inutili, tutte legate col nastro rosso. Il nastro rosso perché gli inglesi chiamano red tape la burocrazia, perché col nastro rosso ci legavano i faldoni delle varie pratiche per avere un permesso, per ottenere una concessione e così via. Ecco Antonino, perché. Sì, scusami se ti interrompo, c'è la senatrice in linea. e allora sigla. Qui Parlamento. E allora, piegando velocissima di curva in curva, perché lei può farlo, io con la Vespa no, è arrivata la senatrice Erika Stefani stasera. Buonasera senatrice, bentornata. Buonasera a tutti, grazie. Beh, spiegato però adesso il perché delle pieghe, perché sennò i nostri ascoltatori si domanderanno che cosa significa. Penseranno alla messa in piega dei capelli, invece no, è la moto. Appunto, anche perché voglio dire, nel linguaggio dei motociclisti, appunto, piegare e fare le curve inclinandosi il più possibile verso il basso, qualcuno anche a grattare le cosiddette saponette, quelle protezioni che voi vedete sulle ginocchia della tuta da motociclista. Lei ogni tanto qualche saponetta l'ha sgraffiata, mi dica la verità. Sì, in pista però, e non su strada normale, perché riuscire a mettere giù il ginocchio su strada normale significa, voglio dire, andare nell'ambito della spavalderia, dal quale è meglio tenersi abbastanza lontani, però in pista, quando ho girato in pista, sono riuscite. Beata lei, io tutt'al più ho rotto un paio di piedini del cavalletto della Vespa, ma non altro. Poi anche perché, siccome io ho un certo peso quando sto seduto sopra, ho paura di piegare il telaio. Vabbè che la mia c'ha un telaio un po' più spesso perché è la Vespa indiana, quindi dovrebbe ancora regge. Dopo 11 anni mi someggia ancora. Senta, ma sono straordinarie le Vespe, straordinarie. Sì, 2 volte l'ho presa su, 2 volte sono caduta, quindi per me sono delle moto difficilissime. Ma vi rendete conto? In pista arriva e gratta la saponetta e poi sale su una Vespa e casca. Io non lo so, veramente. Ho rottini piccoli. Vabbè, ognuno come vuole. Senatrice, allora, intanto bentornata e bentrovata. Allora, questo DDL semplificazioni, a che punto siamo? Io dicevo prima che è un pallino, un bel pallino sacrosanto della Lega, la semplificazione. Sì, ecco, infatti la domanda che mi fanno molti è: ma che cosa semplifica? Cioè, in realtà sono previsti spesso questi provvedimenti chiamati di semplificazione. Adesso perdonate, però non è che siano sempre, se sono mai tanto ottenuti grandi risultati, perché la semplificazione in Italia sembra veramente una utopia, un'autentica utopia. In questo disegno di legge, in realtà, quando si parla di semplificazione, si sta parlando fondamentalmente non di riduzione della norma al minimo, ma di fare dei testi coordinati. Cioè, questo perché? Oggi in moltissime materie ci sono più leggi che disciplinano parti della stessa materia, ma per ricostruire tutta la regolamentazione sei costretto a prenderti le 3 leggi, il Regio Decreto del 23, i 3 decreti legge convertiti, i 4 regolamenti, e va a finire che sia una vera e propria difficoltà a capire qual è la legge che si applica. Questo è il leggendario combinato disposto. Prego? Questo è il famoso combinato disposto, no? Quando si citano più norme contemporaneamente e le si mettono assieme. Infatti, e questo cosa succede? Che cosa crea? Crea un problema, uno nel cittadino, ma anche nei professionisti, cioè quelli che sono magari gli specialisti delle varie materie, che non sanno esattamente qual è la disciplina.
e il cittadino resta un punto di domanda, si rischia poi non di sbagliare, ma magari poi la pubblica amministrazione che applica, il giudice che interpreta la legge, ti arriva una soluzione che era completamente diversa da quella che tu pensavi. Questo disegno di legge invece chiede e pretende e vorrebbe, io dico sempre, utilizziamo sempre condizionali, in molte materie di creare, proprio di invitare a fare il più possibile questi testi unici, cioè di mettere le norme tutte insieme, ma non semplicemente elencandole perché tanto vale, no, non è che mi serve avere il quadernetto dove mi trovo le leggi in ordine cronologico, non è che mi interessa questo. Interessa invece creare un testo nuovo dove non vi siano le contraddizioni. E questo è un obiettivo fondamentale. E il coordinamento fra le varie norme. Si chiede poi, e questo è, guardate che è un invito a tutto il governo, si chiede di fare leggi immediatamente attuative che non abbiano bisogno dei decreti attuativi. Perché questo, se voi pensate, guarda, io mi ricordo quando eravamo anche in ministero, sia col Draghi sia col Conte 1, c'era stato l'invito a dare seguito ai decreti attuativi, perché è inutile avere la legge e poi non puoi alla fine applicare, no, entrare nel merito, perché mancano queste attuazioni, decreti attuativi. Ma ce ne sono centinaia sospesi, per cui uno sa che c'è una legge, però non la si può applicare. E anche questo si dice: smettetela di fare le leggi che rimandano al decreto attuativo. Perché spesso il governo utilizza i decreti attuativi? Perché le leggi vanno discusse, vanno create dentro o l'iniziativa governativa o l'iniziativa parlamentare. In entrambi i casi devono essere esaminate dal Parlamento. A volte è molto difficile, ma credetemi, è molto difficile anche tecnicamente avere delle leggi molto ampie, dove si entra nel dettaglio. Faccio un esempio: quando la norma che riguarda la crisi dell'impresa, cioè una volta si chiamava il fallimento, no? Adesso si chiama la crisi dell'impresa. Molto corposo, è difficile da discutere all'interno del Parlamento e molto spesso anche il governo preferisce fare sì che l'attuazione, no, la legge dà delle linee, una legge quadro, poi si va nel dettaglio e lo fa il legislativo del ministero. Questi personaggi che sono dentro i ministeri che redigono queste parti, diciamo, molto tecniche. Il risultato però è che c'è una mole di lavoro enorme che resta sempre lì, sospesa. E invece bisogna fare normativa leggibile, chiara, il meno farraginosa possibile e che sia proprio interpretata. Poi, in questa semplificazione, che cosa si è richiesto anche? Si è richiesto che si vada verso chiaramente la digitalizzazione. Cioè che tutto ciò che noi dobbiamo fare e le norme che guardano al futuro devono essere fatte nell'ottica e in vista di una digitalizzazione. Non possiamo trovarci ancora con gli archivi cartacei dove devi andare a trovarti la norma in cartaceo, ma di fare in modo che tutto possa essere coordinato all'interno e di riuscire a trovarlo, perché guardate, delle volte non è neanche facile trovarle le leggi. E un'altra poi scelta che è stata fatta su questo decreto, di questo disegno di legge, mi fa un po' sorridere, perché anch'io quando l'ho letta è un nome che sembra un po'. Ma occorre fare anche un'altra verifica, no? Che c'è questa verifica sull'impatto generazionale. L'impatto generazionale. E guardate che anche questo non è una cosa da poco. In altri ordinamenti, c'è già ordinamenti esteri, ovvero che quando tu fai una legge, delle volte tu cerchi di normare quello che accade oggi, che abbiamo lì davanti agli occhi. E non ci si rende conto a volte che normando un settore crei degli effetti a cascata. Cioè, se io oggi metto, non so, che per avere un'arnia di api, no, devo avere 10 certificati, 5 autorizzazioni, cosa succede? Che è vero, tu normi, ma magari crei un impatto, che magari l'arnia, cioè sarà l'apicoltore che utilizzerà meno armi perché sa che ne ha troppo casino burocratico. Cioè, faccio un esempio stupido, ma è l'impatto sul futuro della norma. E invece delle volte si fanno le norme per regolamentare il passato. Cioè ci sono dei problemi che nascono, uno ti dice: ma guarda, c'è un problema sullo sfalcio dell'erba, facciamo una norma dove c'è messo che lo sfalcio dell'erba deve essere obbligatorio. Cioè,
Invece bisogna tenere conto che la norma deve guardare al futuro. Quindi è stata prevista anche questo. E dopodiché sono state inserite dentro delle leggi deleghe, in realtà molto importanti. Adesso non sto qua a raccontarle, però. Uno, le leggi delega cosa significa? Che il governo indica di principi di criteri direttivi all'interno di questi articoli, dicendo poi il governo stesso poi emanerà dei decreti legislativi. E in quali materie? Una è la materia della istruzione, ma non l'istruzione nel senso di quello che dobbiamo insegnare ai ragazzi a scuola, no. Certo. È come vengono strutturati i lavori all'interno delle scuole. Guardate che è un meccanismo molto complesso. Hanno dei sistemi molto complessi all'interno tutto il sistema dell'istruzione. Voi provate a parlare delle volte con un professore, no, di un insegnante, no, che parlano di come vengono gestiti i rapporti all'interno. È molto complesso, quindi anche lì si cercherà di fare un coordinamento. Poi è un'altra norma importante, quella mi permetto pure di prendere la titolarità. È accaduto che nel testo originario di questo disegno di legge c'era una delega scarnissima dove c'era un articoletto che diceva il governo dovrà riordinare gli istituti dell'interdizione, della inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno per crearne solo un istituto, cioè l'amministrazione di sostegno. Io non vorrei tediare, magari qualcuno conosce questi istituti. Io mi sono permessa di fermare e come componente della Commissione Giustizia ero relatore del parere della Commissione Giustizia su questo testo e ho fatto in modo che la Commissione Giustizia desse un parere con delle osservazioni, cioè chiedendo che venisse modificata la norma. Fatto questo, ho presentato poi degli emendamenti che sono stati accolti. In che senso? Perché non si può pensare di riformare una materia così delicata, è quella che prevede, praticamente è la norma, sono le norme che prevedono nel caso di una persona che non ha la capacità di intendere e di volere perché l'ha persa, perché è nato con delle difficoltà, oppure è diminuita, oppure una persona che non riesce più a attendere i propri interessi, non so, una persona che per anziana, che magari non riesce più a camminare, ha bisogno di qualcuno che gli faccia la spesa, ha bisogno di qualcuno che vada in banca e ha bisogno magari di un sostegno, di un amministratore di sostegno. È che oggi questi istituti vengono un po' utilizzati un po' così, e invece occorre sì eventualmente riordinarli e migliorarli, ma io ho preteso che venisse inserito dentro ed è stato accolto, per fortuna è stato votato dalla maggioranza e anche con parte anche dell'opposizione che ha condiviso questo obiettivo. Io dico sì, bisogna riordinare, bisogna tenere conto di due principi fondamentali. Uno, che bisogna difendere il patrimonio della persona interdetta o inabilitato sotto amministrazione di sostegno. Cioè non si può permettere che ci sia un tutore, un curatore, un amministratore di sostegno che possa appropriarsi dei beni della persona che è sotto tutela, perché quei beni sono sacri, devono servire solo a quella persona e che tutte le movimentazioni di quel patrimonio devono avvenire tramite un'autorizzazione. Non è che tu puoi prendere e vendere la casa della persona interdetta, no, devi passare al tribunale, chiedere di essere autorizzato, dimostrare perché la devi vendere e dimostrare dove metti i soldi. E lì siamo riusciti, insomma sono riuscita e sono stata anche veramente molto soddisfatta di contenere e di dare una direttiva sull'intento appunto del governo che voleva riordinare questa materia. Molto bene, senatrice. Sì. Io sono in chiusura. Un'ultima cosa. Quali sono ora i suoi prossimi impegni? Personali, cioè personale nel senso come membro della Commissione come Giustizia. senatrice, non mi permetto di entrare nella sua vita privata. No, intendevo nel senso se come Lega o come la mia azione personale. No, allora, io in Commissione Giustizia adesso abbiamo dei provvedimenti importanti che noi stiamo portando avanti, che sono anche dei disegni di legge a mia prima firma, che riguardano il mondo in particolare dell'avvocatura, perché in particolare i processi noi chiediamo che siano fatti in forma orale, che sia privilegiato il rapporto col magistrato, che non siano soltanto uno scambio di carte, che lo scambio di carte poi diventa asettico e slegato anche
e slegato anche dalla realtà. Ci sono anche dei disegni di legge che riguardano appunto il processo civile perché sia migliorato, e adesso sto facendo anche una battaglia affinché i centri antiviolenza non vengano chiusi, i centri antiviolenza per le violenze di genere. C'è una norma un po' così che è stata emanata e che sta mettendo in difficoltà molti case rifugio e centri antiviolenza. In questi giorni sono particolarmente impegnata su questo fronte. Molto bene, allora io le auguro buon weekend e buon lavoro. Grazie a voi tutti. Grazie, un caro saluto. Adesso pausa e poi torniamo con un po' di musica. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutti i ripetenti della classe terza B sta sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravattone. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, dimmi re degli Assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Tanto vile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Che figura, il professore non lo sa. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, sempre un grande Renzo Arbore, la classe degli asini, anno di grazia 2002 dall'album Renzo Swing. E vuol dire adesso che parliamo di scuola, la nostra consueta rubrica del giovedì, che ieri per ovvi motivi non abbiamo potuto mandare in onda perché la storia ha bussato alle nostre porte, ma adesso la recuperiamo. Questa settimana il ministro Valditara è andato in visita in una scuola del profondo sud e questa visita ha suscitato molte speranze nel personale docente. Ne parliamo con la professoressa Anna Aurilio e dell'istituto appunto
Benedetto Croce e ne parliamo con la nostra presidepettrice Anna Maria De Luca, che poi è arrivata in seconda battuta, ma state a sentire che cosa ci siamo detti. Sveva, vai pure. E allora questa sera noi siamo qui a ovviamente Zoom per raccontarvi della scuola. Lo facciamo di venerdì perché ieri, lo sapete, abbiamo condotto lo speciale dedicato appunto al Pontefice. Io ho il piacere di parlare con la professoressa Anna Aurilio, che è docente di scienze motorie. Come si chiama l'istituto? Benedetto Croce Ecco, di Vitulazio, in provincia di Caserta. Ecco, l'Istituto Croce ieri, nei giorni scorsi, è stato protagonista di una visita del ministro Valditara, che, diciamo così, ha scaldato non poco i cuori del personale e anche degli studenti, e questa è stata una visita molto apprezzata. Professoressa, so che noi non abbiamo il piacere stasera di avere la vostra dirigente, ma aveva preparato un intervento per l'occasione, quindi io la ringrazio anticipatamente. Intanto benvenuta e grazie del suo tempo. Ce lo vuole leggere, per favore? Grazie a voi e grazie dell'onore che mi date. La dottoressa Rossella Patricia Migliore è la mia dirigente scolastica. Allora, magari io leggo quello che le Sì. farebbe piacere, ok? Certo. Allora, la presenza del ministro nella scuola di Vitulazio ha dimostrato che le istituzioni possono raggiungere ogni comunità, possono dare valore ad ogni piccola scuola, e questo è stato per noi un messaggio di grande valore. Ma il messaggio più grande è stato quello che il ministro ha trasmesso attraverso i suoi gesti. Durante la visita, il ministro ha stretto tante mani e ricambiato tanti sorrisi, dando prova di notevole empatia. Ha certamente percepito il desiderio della comunità scolastica di accoglierlo al meglio ed ha probabilmente percepito ciò che si celava dietro questa calorosa accoglienza, ovvero la speranza di poter essere tutelati, ascoltati, valorizzati. La sensibilità con cui ha avvicinato i presenti, dai più piccoli ai più grandi, il rispetto dimostrato nei confronti del lavoro del personale scolastico, il desiderio di dare il giusto peso all'impegno di ogni degli alunni, valorizzando le eccellenze, hanno dimostrato che il primo compito delle istituzioni è dare valore alle persone, ed è stato interessante osservare la reazione delle persone coinvolte. Alcune sono state disorientate dalla semplicità del ministro. Alcuni ragazzi erano increduli nel vedere un ministro che rivolgeva loro interesse, ma tutti si sono sentiti considerati. Ed è questo ciò di cui una comunità scolastica necessita per poter lavorare con serenità, per poter acquisire fiducia nelle istituzioni. E vado a concludere. Sì. Gli alunni e i docenti hanno donato al ministro un segnalibro con un QR code di presentazione della scuola per lasciare un ricordo e un simbolo. Ogni scuola, per quanto piccola, racchiude in sé grandi contenuti in termini umani, e chi come il ministro ha la pazienza di conoscerla e scoprirne le potenzialità potrà certamente aiutare la scuola a perseverarne il valore. È un bellissimo messaggio, devo dire la verità. Complimenti, veramente complimenti. Grazie a nome della mia dirigente. Prego, professoressa, tra l'altro lei mi raccontava una cosa, che voi tra l'altro fate scienze motorie in una maniera, diciamo, un po' particolare, o mi sbaglio? Diciamo che se avessimo più strutture, ma non ci possiamo lamentare rispetto ad altre realtà, anzi, proprio ieri per l'occasione
il ministro ha inaugurato una nuova palestra nella scuola primaria e quella della scuola secondaria dove io svolgo il mio ruolo è stata inaugurata da poco tempo, ma si tratta di una palestra. Dicevo, se ci fossero più infrastrutture, ma questo è un discorso completamente diverso, si potrebbe fare veramente di più. E sì, noi ci alleniamo con quello che abbiamo a disposizione. Io, per esempio, amo molto l'atletica e quindi non è che ho un palazzetto, però questo non significa che noi non proviamo a fare i lanci in uno spazio più ampio, anche se non ci sono dei settori ben definiti, come in un campo, in una pista di atletica, per essere più precisa, oppure le corse su un tratto di strada, quando ci rendiamo conto, quando mi rendo conto che non ci sono tante auto e così anche per i salti. Questo è, però facciamo quello che riusciamo a fare, quello che si può nel migliore dei modi. Beh, questa è la cosa più importante. Certo, c'è molto da fare sotto questo profilo, professoressa, e soprattutto, l'altra cosa di questa vicenda effettivamente lascia un po' esterrefatti per il modo, diciamo così, artigianale con cui vi tocca fare, le lezioni. Però, ad ogni buon conto, la cosa più importante è che con la visita del ministro Valditara voi comunque abbiate segnato un punto a vostro favore. Immagino che comunque il ministro si interesserà anche di questa situazione e vi darà evidentemente degli strumenti, credo e spero, molto più adeguati per poter procedere sotto questo profilo. Capisco che questo è un discorso completamente diverso, non di pertinenza del ministro Beh, certo. Valditara, quindi assolutamente l'ho messo come un appendice per approfittare di questa situazione, tra virgolette. Certo. Senta, nel vostro istituto come sono i ragazzi? Sono curiosi, sono svegli? Che materie preferiscono? Che vita Allora, fanno questi quindicenni del nostro amato meridione d'Italia, da cui vengo pure io, per cui ah, invece io allora ancora sono da più giù, da Vibo Valencia, quindi veda lei. Ah, che bello, che bello, che bello. Sono poliedrici, ovviamente. Ogni classe ha i suoi componenti, ci sono le eccellenze, perché noi cerchiamo di fare sempre di classi in modo eterogeneo, no? Sì, E sì, sono molto curiosi. Ci rendiamo ben conto del fatto che per i ragazzi oggi puoi essere, se ci riesci, solo una guida, non esiste più l'insegnante che si mette dietro la cattedra. Se ti metti dietro la cattedra diventa un po' complicato. Se scendi dalla cattedra, allora sì, riesci ad andare in empatia, soprattutto con i ragazzi che hanno bisogno di attenzione particolare. Certo, abbiamo anche degli alunni che hanno delle difficoltà relative a situazioni familiari, tanti, ovviamente lì diventa sempre più complicato interagire, però grazie ai fondi del PNF quindi riusciamo anche a coprire queste problematiche attraverso delle persone, delle figure non scolastiche. professoressa, senta, Ovviamente cerchiamo di potenziare anche di non lasciare indietro nessuno. La nostra scuola, per esempio, partecipa ogni anno con risultati veramente eccellenti ai giochi matematici della Bocconi di Milano. Quest'anno, per esempio, la nostra scuola ha preso il 25% degli aventi diritto della nostra provincia. Quindi facciamo tanto allenamento, dai, facciamo tanto allenamento. senta, noi avevamo un rispetto quasi timoroso dei professori. Oggi i ragazzi come si rapportano? No, no, beh, questa è una nota dolente. Non voglio generalizzare, non è giusto generalizzare,
una buona parte continua a comportarsi in modo corretto, perché questo dipende ovviamente dalle famiglie, e un'altra parte meno rispettosa. Ti trovi di fronte a situazioni a volte che davvero non sai come affrontarle. Lì la sfida diventa più difficile, molto più difficile, perché quasi come se diventassi un rapporto alla pari. Certo. E lì tu veramente non sai come intervenire, anche perché poi alcune famiglie, per fortuna non tutte, conoscono i loro diritti, ma i loro doveri meno. Professoressa, ci ha raggiunto Anna Maria De Luca, che voglio salutare. Eccoti qua, ben trovata. Eccoci, eccoci. E ti sento anche forte e chiara, quindi hai visto, la tecnologia ci è venuta in soccorso, Anna. Allora, la professoressa Aurilio ci ha raccontato un po' la realtà, appunto, che ha visitato il ministro Valditara. Ora stavamo parlando del rapporto con i ragazzi di oggi rispetto all'epoca in cui noi avevamo questo rispetto quasi timoroso dei docenti. Anna, che altro ci puoi dire tu invece di questa visita del ministro Valditara? Perché insomma è qualcosa che ha molto toccato, mi pare, l'istituto di Vitulazio, l'istituto Croce. Sì, perché... No, io parlavo con Anna De Luca. È che vi chiamate Anna tutte e due. Ecco, ecco, Anna 2, ecco. Ok, ma della visita in particolare io purtroppo non c'ero, però so che il ministro abitualmente gira l'Italia per entrare nelle scuole di ogni ordine e grado, proprio per toccare con mano i problemi delle scuole, per capire di che cosa hanno bisogno e anche probabilmente per sentire quell'entusiasmo, quella freschezza, quella gioia che i bambini ti danno e che magari ricaricano lui stesso nel suo lavoro, che certo è un lavoro pesante, no? Quindi penso che cioè è un po' un tuffo nella vita, no? Andare nelle scuole a vedere la vera utenza per cui lavora, no? Le vere persone in carne ed ossa che saranno poi oggetti delle politiche scolastiche che lui mette in piedi. Quindi credo che sia uno dei momenti più belli di un ministro, quello di poter andare a incontrare i bambini, le insegnanti, e lui vedo dai social, perché io sono sempre chiusa qua a scuola, quindi vedo dai social che visita molte scuole, infatti sono contenta che vada anche al sud, perché notoriamente i ministri, insomma, non è che normalmente in passato andassero in giro per le scuole, soprattutto quelle lontane, invece vedo che insomma riesce ad andare un po' a coprire tutte le regioni ed è una cosa bella. Poi la professoressa sicuramente più di me scusate che sono entrata in ritardo, ci può dire... No, io prima del suo intervento ho letto la lettera, il pensiero della mia dirigente scolastica che racchiudeva tutti questi concetti, proprio tanto non per volermi ripetere, la sua presenza, la presenza del ministro ha dimostrato che le istituzioni, se vogliono, possono raggiungere ogni comunità, dalla più piccola alla più grande. Magari a volte la più grande può sembrare che sia più facile, e invece noi ci siamo resi conto ieri che proprio dalla base, dal più piccolo, che tu puoi fare tanto. Quello che abbiamo noi ci siamo resi conto, può essere una mia opinione personale, ma fino ad un certo punto, perché io poi ero lì, quindi ho percepito gli umori e ho sentito, noi poi sentiamo le cose, no? Non è che poi vanno dette. E la sua presenza ad alcuni ha veramente disarmato il suo modo di fare, il suo modo di dare la mano ai bambini, di avvicinarsi e di dare tanta attenzione ai bambini e ai docenti. E poi le istituzioni, diciamo, è stato un altro discorso lontano da lui. E quindi questo è stato veramente un messaggio molto forte. Che noi l'abbiamo vissuto proprio attraverso
i suoi gesti, ecco, io parlo proprio di gestualità. Sarà anche perché io insegno una materia dove la gestualità è importante, però io l'ho visto da questo, ma ripeto, non soltanto io. Una domanda Io per credo- entrambe. Sì, prego Anna. Cavalliamo sullo stesso tempo. Ormai Allora, è telepatia. appunto a proposito di comunicazione, no? Io credo che la cifra distintiva di Val di Tara sia proprio questo umanesimo che lui ha voluto riportare al centro della scuola, pur lanciando l'intelligenza artificiale, eccetera, ma che passa proprio dalla persona, no? Non solo da quello che dice, ma anche da come si comporta, da quello che fa. Quindi, come diceva giustamente la professoressa, è importantissimo. Cioè, un conto è già che i ragazzi incontrino un ministro è una cosa straordinaria, non succede mai, no? Ma un conto che arriva un ministro, diciamo, burocratico, fermo, un conto che arriva un ministro che è un uomo che si mette in relazione con i bambini, con le insegnanti, è proprio un'altra, cioè, significa dare un volto allo Stato, significa che lo Stato non è un'entità astratta, perché io sto a Roma, quindi per me è normale avere le istituzioni vicine, ma quando lavoravo in Calabria, no, pensare che un ministro potesse arrivare nella mia piccola scuoletta del paesino sperduto della Calabria era un'ipotesi, cioè se fosse successo sarebbe stata come dire, un evento incredibile, un evento indimenticabile. A Roma noi siamo abituati e quindi è importantissimo soprattutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, mi senti? Antonino? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Fade away as I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 3 minuti e 12 secondi. Quando vuoi chiama pure Ale Musella. Abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico, si è frizzata l'ultima parte del nostro spazio dedicato alla scuola, ma comunque direi che l'abbiamo portato a casa tutto quanto ed è la cosa più importante. E naturalmente al di là di questo, adesso andiamo a vedere un poco come si dice, le agenzie, perché adesso ci spostiamo a largo di Porticello. Scrive l'Ansa, Porticello in provincia di Palermo, è morto il sub che lavorava al recupero del Bayesian durante l'immersione, non si conoscono ancora le cause, aveva appena 39 anni. Poi ancora un abbraccio a lui e alla sua famiglia. Vaticano, il 18 maggio, la messa di inizio pontificato
di Leone XIV, attese 250.000 persone. I fratelli raccontano, giocava a fare il prete l'asse da stiro come altare. Fine vita, il governo impugna la legge regionale della Toscana, Gianni paradossale la difenderemo, e poi Putin con sì nella parata della Piazza Rossa, lo zar non alza i toni. Una parente del Papa nelle Marche, lo invito a pranzo. Carmen non riuscì a vederlo in Perù, per lui l'arroz con pago. Vediamo un po' che cos'è questo arroz con pago, già che ci siamo, insomma. Una specialità peruviana. Stiamo parlando di Carmen Cecilia Cristina Prevost Navea, lontana parente del nuovo pontefice, che racconta all'Ansa il legame familiare con il Papa appena eletto, perché praticamente lei è parente di Leone XIV per un bisnonno paterno di origini francesi. Antonino, scusami sì. se ti interrompo, c'è Musella in attesa. Perfetto, e allora insomma tra di loro si ritroveranno tra parenti, gli auguriamo una bella mangiata, ma adesso parliamo di nutrimento, diciamo così, intellettuale con il nostro Ale Musella. Ale, carissimo, ben trovate e buonasera. Bonsoir a tout le monde. Benissimo. Come andiamo? E allora, diciamo che andiamo bene, dai. Un po' stanchi, perché ieri, insomma, tra la diretta, tra la settimana, insomma, questi 18 giorni che non sono stati molto leggeri da affrontare, però ce l'abbiamo fatta a portare a casa tutti i risultati che volevamo, dai. Ottimo. Allora, caro Ale, che vuol dire la scultura di bronzo? Che cos'è? C'è un ritorno della scultura in bronzo? Allora, la scultura in bronzo non è mai andata via, ok, sotto questo punto di vista, anzi, perché i materiali principe per quanto riguarda la scultura sono il marmo, il bronzo, la ceramica che sta tornando. Queste sono le tre tipologie di scultura più importanti. Poi dopo sta arrivando la resina, anzi purtroppo nel 2000 c'è tanta resina, il che fa sì che molte persone si siano improvvisati scultori e non sanno neanche usare lo scalpello, o quantomeno non hanno neanche idea di che cosa voglia dire. Mandano un file, come ti avevo già detto, gli arriva la stampa 3D del disegno quando hanno disegnato loro, perché qui addirittura prendono le immagini da altre parti, poi le fanno sviluppare e poi ce le dipingono, e questi si definiscono scultori. Vabbè, questo aperta e chiusa parentesi. Quando invece parliamo di scultura monumentale, la scultura monumentale prevede comunque normalmente due materiali principi, che sono il bronzo e il marmo. E questo per fortuna tanto è vero che le opere che ci sono pervenute ancora dopo secoli e dopo millenni sono fatte in bronzo e in marmo. Se voi ci pensate ai bronzi di Riace piuttosto che la Venere di Milo, insomma, Venere di Milo in pietra, in marmo, mentre invece i bronzi di Riace ovviamente sono di bronzo. Questo per dire che nel momento in cui parliamo di scultura monumentale, oggi soprattutto, il bronzo è sicuramente in prima linea sotto certi punti di vista. Oggi ho visitato la casa museo di un artista che abbiamo in galleria che si chiama Saulo Cavallini, purtroppo è scomparso nel 2017, ma suo figlio Teo ha creato una fondazione, ha creato un'associazione, e questo è fondamentale per riuscire a portare avanti il lavoro che ha fatto il padre per oltre 50 anni e soprattutto la storia che ha da raccontare. Io ho sempre detto che una scultura, un'opera d'arte deve raccontare qualcosa, se no rimane un oggetto. In questo caso Saulo Cavallini è stato per un anno ospite, è un eufemismo ovviamente, incluso nel campo di concentramento di Mantova, prima in attesa di essere poi portato nei campi in Germania. Fortunatamente poi la guerra è finita, per cui lui è rimasto lì, però ovviamente ha vissuto
questa tragedia che chiunque abbia mai avuto la sfortuna di entrare in determinate situazioni si porterà dietro per tutta la vita. Per cui questo è per dire che la sua prima creatività, appena uscito dai campi, è stata legata ovviamente al dolore che ha provato e all'orrore che ha visto in determinate situazioni. Tanto è vero che le sue prime sculture, che sono anche quelle state create a livello monumentale vuol dire su per giù, quando si parla di monumentale parliamo dai 2,5 metri in su, ok? Quando Sì. parliamo di opere monumentali. E normalmente le opere monumentali o vanno nei musei o vanno per le strade, ok? Questo è per dare una definizione, perché altrimenti magari uno fa confusione. Se voi osservate le opere che lui ha fatto all'inizio, sono scarne, molto giacomettiane, molto addirittura oggi quando le ho viste sembravano tutte incenerite, sembrava che fossero entrati in un inferno, e in effetti quando tu entri in un campo di concentramento entri in un inferno. In più la tecnica che lui usava all'epoca, siccome era dopoguerra e poi comunque non aveva disponibilità economiche, usava una tecnica particolare per cui usava una sorta di fiamma ossidrica e recuperava il metallo che trovava in giro. Questo era estremamente tossico, rischiosissimo, perché poi ti scottavi, ti ustionavi, cioè era veramente un lavoro devastante. E lui ha fatto questa collezione, ha creato le sue prime opere raccontando, e vi assicuro che se potete guardare, io ti avevo dato delle foto, non so se riesci a mandarle, però anche questo uno scultore deve fare. Io ho sempre detto, no, l'artista deve raccontare il contemporaneo, e lui ha raccontato il suo contemporaneo del 43 in maniera devastante, però poi da questo grosso problema, da questa grossa sofferenza, è riuscito invece a rinascere. Per cui le sue opere successive sono un inno alla vita, per cui sono molto più morbide e raccontano gli animali che l'hanno sempre accompagnato per la sua vita e la famiglia che paradossalmente lui non è stato in grado di tenere molto unita, ma proprio per quello ha invece voluto ridonare attraverso le sue opere. Allora, questo era un piccolo inciso su Saulo Cavallini, che secondo me adesso poi avrà diverse mostre in questo periodo, ma anche più avanti, che è uno di quegli artisti che ha prodotto per 60 anni e che ha un curriculum incredibile, che adesso piano piano, affiancandolo, andremo a raccontare. E se paragono delle sue opere ad alcune, come ho detto prima, in resina, di persone che esistono da 5-6 anni, che magari sparano dei prezzi o credono di essere da lì della situazione, mi viene da ridere. È per questo che ho fatto questo piccolo preambolo. Perché? Perché comunque quando hai un artista che ha una storia da raccontare, che ha una vita da raccontare e che comunque ha sofferto e ha sperimentato e ha portato avanti la sua arte per 60 anni, capisci che poi sorridi di fronte. Beh, certo. Tra l'altro il signor Cavallini, anche perché ha 3 sculture nel Principato di Monaco, una è stata comprata da Principe Ranieri in onore di Grace Kelly, infatti è nel Giardino delle Rose appena uno entra, l'altra è davanti alla stazione, per cui un personaggio di tutto rispetto anche a livello proprio di clientela, di estimatori, e ancora una volta utilizzo questo proprio per dire la pochezza che invece purtroppo nell'arte contemporanea, soprattutto dal 2000 in poi, quando la tecnologia ha preso un po' sopravvento, mi tocca guardare di fronte a personaggi che quando si definiscono scultori dovrebbero farsi il segno della croce e girarsi dall'altra parte. Ecco, mi sembra un'osservazione condivisibile. Senti, oggi come oggi più o meno, quanto può costare una scultura in bronzo di un autore importante? Allora, dipende sempre dalle dimensioni. Oggi appunto parlavamo di sculture di alta anche 3,5 metri. Allora, la fusione, perché tu devi partire da un concetto, mentre sulla tela, quando lavori sulla tela c'è il talento dell'artista, la tela, il pennello e il colore, ok? Per cui, oppure in caso di Andy Warhol delle serigrafie, per cui non c'è neanche la pittura o quant'altro, e valgono milioni di euro. Però in linea di massima, quando si parla di scultura, tu devi partire dal presupposto che il materiale ha già un suo costo. La fusione, perché è importante scegliere la giusta fonderia?
perché quando si parla di bronzo, tu hai l'idea, tu fai il modello in cera, tu comunque sai esattamente come vuoi che venga, però poi ti devi affidare a dei maestri che fondono. Per cui è un connubio tra l'artista e la fonderia. La fonderia sceglie la qualità di bronzo, la fonderia ha la capacità di creare come si dice, sculture monumentali oppure no. Per esempio le fonderie versigliesi, o comunque si chiama proprio fonderia versigliese, quella con cui collaboriamo da tanto tempo, ma a parte quello, le fonderie di Pietrasanta sono specializzate anche in opere monumentali. Perché credetemi, non è facile, quando esce dalla fonderia non è che fanno tutto un pezzo di 4 metri, sono fatti a pezzi, vanno messi insieme, dopo vanno saldati e poi dopo deve scomparire il punto di contatto. Allora sembra che sia tutto insieme, no? Per cui questo è un lavoro incredibile. Allora, tornando al discorso del costo, un'opera di 3 metri, soltanto di materiale e diffusione, può costare anche 40-45 mila euro, ok? Per cui capisci che parti da un presupposto, parliamo di 3 metri, perché sennò quelle piccole 5, 6, 10, 15, però da lì devi salire, perché un artista non produce qualcosa per perderci dei soldi. Certo. Per cui nel momento in cui si va a parlare di marmo o di bronzo, le persone che si approcciano a questo tipo di scultura devono immediatamente comprendere che partono da un livello di prezzo più alto, perché c'è proprio il materiale stesso che ha un suo valore. Per cui opere monumentali, allora anche le opere di Botero raramente ha fatto marmo, anzi forse quasi mai, e ha sempre fatto il bronzo. Ora, ovviamente un'opera di Botero in bronzo, che magari in fonderia è costata 60.000 euro, può costare 900.000, 1,2 milioni, 1,5 milioni, però lì poi va al nome e come si dice, come si dice, il nome e il curriculum e la carriera dell'artista. Perché altrimenti vi ricordo che ad oggi una delle sculture più pagate degli scultori o degli artisti viventi è stato il coniglio d'acciaio di Kunz, che appunto non è un materiale nobile, perché non è né di bronzo né di marmo né di ceramica, eppure è stata pagata 92 milioni di euro, capisci? Anzi di dollari. Per cui a quel punto lì esuli dal prezzo del materiale, perché vai comunque su un concetto diverso, ok? Però quando invece mi parli esattamente del bronzo, il bronzo è uno dei materiali più costosi che ci siano, soprattutto per la lavorazione. Per cui io lo dico per gli estimatori, ma lo sanno già, ma anche per le persone che magari per la prima volta si avvicinano all'opera di bronzo, devono comunque tener conto di un insieme di fattori che definiscono il prezzo. Di norma poi, rispetto al prezzo di produzione, in galleria o alla vendita deve essere moltiplicato per 3 di norma, quando tu parti da zero, no? Io sono un nuovo scultore, normalmente quello è la numerazione che viene fatta per andare poi a proporre al pubblico. Ovviamente più cresci di fama, di notorietà, di coefficiente, poi dopo questa cosa qua può moltiplicarsi all'infinito. Per cui questo è il concetto. In più, come ho sempre detto, nel bronzo ricordatevi sempre che fino a 9 opere sono opera prima, dopodiché possono esserci 4 prove di artista. Se supera il 9 come scultura diventa multiplo, per cui quando vi avvicinate al bronzo guardate attentamente questa cosa qua, perché il multiplo costa decisamente meno dell'opera prima, e l'opera prima in bronzo difficilmente è una sola, perché hai un calco, per cui l'artista può decidere di farne una come di farne 9. Normalmente per ammortizzare i costi o comunque per codifica arrivano sempre al 9, perché comunque ne vendi di più, sempre come opera prima, però nessuno vieta che ce ne sia una sola, però non devono superare il numero 9, perché altrimenti cambia, e anche a livello collezionistico è una cosa completamente diversa. Il collezionista difficilmente compra un multiplo, comprerà sempre un'opera prima, per cui quando parliamo del bronzo da 1 a 9 riproduzioni. Ale, ma stiamo vedendo le fotografie, c'è una specie di statua, sembra una donna che tu accarezzi, e poi ci sei tu tra queste 2 statue su 2 piedistalli,
E ancora c'è un'altra fotografia dove tu tieni quasi in braccio una fotografia, cioè una statua che sembra fare un gesto atletico. Che cosa sono? Allora, sono alcune fotografie, allora, quelle, se voi guardate, alcune sembrano bruciate, sembrano scarne. Sì, per esempio la donna a cui tu sembri fare una carezza. Quella è una maternità che fa parte delle realizzazioni post 43, per cui se voi vedete è quasi bucata. Quella è stata fatta con quella tecnica estremamente pericolosa e delicata, con la fiamma ossidica e con i materiali che si trovavano, che non sono più replicabili. Quelle opere che vedete, che io tengo in mano, sono opere prime e uniche per le quali non è possibile fare un calco. Perché? Perché comunque nessun calco potrà mai riprendere quel tipo di lavorazione che è fatta inevitabilmente a mano, con tutti i rischi del caso, e poi estremamente forata, per cui oggi non è più riproducibile. Quelle sono opere incredibili che raccontano qualche cosa, per quello che ti ho mandato le foto, proprio per raccontare la difficoltà e la diversità di quel tipo di opera. Poi ce n'è una invece che ho in mano che è moderna. Allora quella ti fa capire la morbidezza e la differenza tra quello che raccontava il dolore e quello che invece racconta la pace interna che ha trovato Sauro Cavallini. Certo, sicuramente. Senti, oltre a questo, diciamo così, c'è un artista che in questo periodo è da tenere d'occhio per quanto riguarda questo tipo di lavori? Allora, il bronzo, allora intanto dico, domani inauguriamo a Lucca la mostra di Vélez. Gustavo Vélez è un colombiano, a Lucca, che come ti ho detto anche l'altra volta, già è una città splendida da visitare a prescindere. Ci sono queste 12 opere che sono bellissime, che si sono collocate benissimo nel tessuto urbano di Lucca, che vi invito ad andare a visitare perché fino a settembre saranno lì, e si parla di marmo, di metallo e di bronzo, per cui tocchiamo proprio. Però detto questo, il bronzo è un materiale che, come ti ho detto, ha un costo di produzione, ok? Per cui molto spesso chi lavora al bronzo o è già arrivato, perché altrimenti uno che parte da neofita e va in fonderia ha dei costi elevati da sostenere. Per cui i nuovi, a meno che non abbiano uno sponsor dietro o non siano personaggi che hanno deciso di investire su se stessi e hanno moneta sonante da poter spendere per la promozione e per la realizzazione, il bronzo è la fase dei nuovi che arriva dopo, spesso su commissione, perché se io ho la commissione di uno che mi dice vorrei questa cosa da te, per cui ti do il 30% in anticipo, come vi ho detto prima, se uno mi dà il 30% in anticipo, io mi pago già la fusione. Difficilmente adesso un artista, un neoartista, si avvicina al bronzo e crea senza sapere se poi venderà, perché sennò rischi di mettere a terra centinaia di migliaia di euro che sono fermi, perché se non hai chi spinge e non hai la certezza di vendere, quelli sono costi che tu hai sostenuto e che comunque non hai la bacchetta magica e non saprai mai se riesci a vendere. Per cui il bronzo è l'ultima fase che viene comunque presa in considerazione dai nuovi scultori, chiamiamoli così, anche perché necessita di diverse situazioni, diverse fasi, per cui è più facile trovare, per quello che c'è stata questa esplosione di resina, perché la resina costa molto meno. La resina non prevede il fatto che tu abbia studiato, la resina, scultura, non prevede che tu usi le mani, spesso e volentieri c'è gente appunto che li dipinge oppure li rielabora con particolari che ne so, polveri o quant'altro, ma rimane sempre un'opera di plastica, perché la resina è plastica. Adesso i puristi mi diranno assolutamente no, però è per farvi capire. Per cui oggi quando hai davanti una scultura in bronzo devi portargli rispetto, perché c'è una lavorazione, un pensiero e un costo dietro che non ha niente a che vedere con gli artoi o comunque con tutto quello che è resina, perché dietro il bronzo c'è normalmente una qualità e una preparazione incredibile. Poi anche lì c'è gente che magari è, per cui questo ve lo dico, quando vi avvicinate al bronzo non pensate di fare gli spiritosi o comunque sia di
di chiedere lo sconto, iniziate a rispettare, perché il bronzo va rispettato, proprio perché è la materia più difficile e più costosa da trasformare in arte. Esattamente. Senti, cosa prepari per la prossima settimana? La prossima settimana dobbiamo riallestire la galleria, perché comunque dobbiamo mettere a punto diverse opere nuove. Poi in galleria noi abbiamo una galleria di circa 300 metri, all'ingresso c'è il grigio, il corridoio e le parti finali sono bianche, e invece questa volta abbiamo trasformato una saletta della nostra galleria tutta nera, perché le opere hanno bisogno anche loro della giusta collocazione, e il colore dietro aiuta tanto. Ho fatto delle prove oggi, sono estremamente contento, perché la prossima settimana riusciremo a collocare le giuste opere con i giusti colori, e ti assicuro che non è semplice, perché di solito le gallerie sono bianche, perché sono asettiche, perché la galleria è un'esposizione dove tu devi immaginare dove mettere il pezzo, e invece io, essendo stato un architetto, comunque sia, sei architetto rimani per tutta la vita, interior, giocando sui colori è molto più facile andare a stimolare l'istinto e l'anima delle persone, perché comunque riescono a ragionare soprattutto sul colore scuro. Il colore scuro riesce a isolare l'opera, e in quel caso la persona riesce a vederla e ad andare attraverso l'anima dell'opera, perché viene proprio traslata, è come se fosse nel nulla, e per cui sono molto contento. Per cui settimana prossima ci sarà un sacco di robe, farò il trasportatore, perché insieme ai ragazzi che abbiamo in galleria io sono il primo che sposta le opere, anche se poi mi viene l'ernia perché non ho più 20 anni. Molto bene, allora grazie del tuo tempo e a venerdì prossimo. Allora un abbraccio, grazie Antonino. Un abbraccio grande Ale, un abbraccio grande. Allora dovrebbe adesso esserci, c'era una telefonata poco fa, per cui il nostro ascoltatore, se vuole, può chiamare, naturalmente lo aspettiamo, abbiamo proprio pochissimi minuti se ha bisogno di intervenire, se no noi procediamo ancora e andiamo avanti ovviamente con la nostra trasmissione, anche perché ci avviamo così alla terza parte, anzi alla quarta parte della nostra trasmissione, che è anche la sua conclusione, dal momento che vi porto a conoscere un cattedratico di valore, un professore di diritto canonico ed ecclesiastico, è il professor Stefano Testa Bappenheim, che insegna presso l'Università di Camerino. Avevo parlato con lui e l'intervista sarebbe dovuta andare in onda ieri, per ovvi motivi non è andata in onda. Avevo parlato con lui e tra l'altro questa intervista è uscita anche su Affari Italiani. Io ringrazio Marco Scotti che mi ha permesso di mandare in onda questa registrazione. Ho parlato con lui appunto della questione Cina, perché Papa Francesco era morto, il conclave non era ancora iniziato, e però i cinesi hanno provveduto a nominare 2 vescovi senza interessare il Vaticano, senza fare altro. E allora naturalmente più tardi, tra 5 minuti più o meno, manderemo in onda Antonino, questa scusami, intervista. abbiamo Sì. l'ascoltatore. Sì, pronto, chi è là? Sì, pronto, sono immenso. Oh, dimmi tutto. Ciao. No, volevo fare una cosa, una battuta così, nella serie Banana Time. Allora, il Papa, il Leone, è entrato prevost, il milanese vuol dire prevosto, ed è uscito Papa. Mediamente si dice che entra cardinale, entra Papa ed esce cardinale. Giusto? Esatto. Già, guarda, questa qui è la cosa, la banale della settimana. Ciao. Molto bene, ciao. Allora, Sveva, andiamo in pausa e poi ci sentiamo Mi Vendo del 1977 di Renato Zero, a tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
cerca un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai, sui tuoi mali vedrai, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai, mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, te lo vendo che già a buon prezzo si sa. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai, no, 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 mi vendo la mia felicità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo a buon prezzo si sa, no, no, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due anni, sai, no, 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 ti vendo. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, alle 19, 32 minuti e 20 secondi, Renato Zero nel 1977 con Mi Vendo. Noi concludiamo la nostra trasmissione appunto con il colloquio con il professor Stefano Testa Bappenheim dell'Università di Camerino, canonista ed ecclesiasticista, grande esperto dei rapporti Cina-Vaticano. Questa è la prima delle principali gatte da pelare che si troverà davanti Papa Leone XIV a breve, ma state a sentire che cosa mi ha detto il professor Bappenheim. Con questo concludiamo la nostra trasmissione. Dopo l'intervista ascolterete Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori del 1975 e noi ci ritroveremo domani alle 9.35 trattabili col garage dell'Alfista, se volete, oppure lunedì mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Allora, io ho il piacere di parlare con il professor Stefano Testa Bappenheim, che è docente di diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Camerino ed è tra l'altro uno dei principali esperti nel nostro paese dell'accordo tra la Cina e la Santa Sede. E io lo voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità, anche perché naturalmente in questi giorni il tema appunto della Cina è molto presente nelle discussioni dei cardinali in conclave, o meglio in preconclave per quanto ci è dato sapere dalle cronache. Allora, professore,
intanto la ringrazio ancora e poi le volevo chiedere, dagli anni 50 la Cina, anzi precisamente dal 58, ha creato questa chiesa autocefala che non riconosce quindi l'autorità del Papa di Roma, l'associazione patriottica. Poi dopo lunghi anni, grazie a Papa Francesco, abbiamo avuto l'accordo con Pechino, accordo che è stato mediato dall'allora segretario di Stato, dall'attuale segretario di Stato Pietro Parolin. E allora come funziona questo accordo a grandi linee? Ma io la ringrazio per questa intervista, ma lei è stato troppo buono, nel senso che io è vero che mi occupo dal 2004 della normativa sulla libertà religiosa in Cina, ma questo accordo è un accordo segreto, l'accordo di Sipri è segreto. Quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi 20 anni e che è sotto gli occhi di tutti è un fortissimo avvicinamento della Cina nei confronti dei vari protagonisti della scena internazionale, con l'ingresso nel WTO, i Giochi Olimpici, eccetera. In questa prospettiva, già nel 1999, col documento 26, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese decideva di procedere verso la normalizzazione delle relazioni fra la Repubblica Popolare Cinese e Santa Sede, anche grazie alla maggiore internazionalizzazione dei rapporti. Peraltro, è possibile che le autorità cinesi si siano rese conto che il fattore sociale e religioso non è causa di instabilità sociale e può invece, da un lato, instillare un'etica anticorruzione e dall'altro colmare quel vuoto spirituale che non può essere soddisfatto dal puro e semplice consumismo, a seguito forse di un certo intipidimento del materialismo scientifico di impronta marxista. Ecco, a maggior ragione, per quanto io ricordi, il nodo di questo accordo è sempre stato la nomina dei vescovi e in particolare l'approvazione da parte di Roma, perché ricordiamo pure a chi ci sta leggendo e a chi ci sta ascoltando che Pechino ha sempre rimproverato a Roma di essere sostanzialmente una potenza straniera, il Papa un capo di Stato straniero, e quindi Pechino non accetta che ci siano delle decisioni prese sul proprio territorio da un capo di una potenza straniera. Allora questo accordo, insomma, tra la Cina e Roma, che viene molto criticato, è molto attaccato anche perché è ritenuto molto generoso, molto largo verso i cinesi. Lo stesso cardinale Joseph Zenzekiu, l'ex arcivescovo di Hong Kong, è sempre stato contrario e l'ha sempre criticato. Ma allora c'è una limitazione quindi della libertà della Chiesa, e se sì, dove? Ma l'accordo purtroppo è segreto, possiamo ipotizzare sia stata prevista una qualche forma di consultazione fra Santa Sede e governo cinese in merito alla nomina dei vescovi, cosa peraltro abbastanza comune sia nei secoli passati in Europa che nei concordati di inizio Novecento. Sarà infatti solo il decreto di Paolo VI Christus Dominus del 1965 a dire al numero 20 che in avvenire non sarebbero più stati concessi alle autorità civili diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione dei vescovi e a pregare le autorità civili che ancora li avessero per ragioni concordatarie di rinunziarvi. Immagino che l'obiettivo della Santa Sede resti quello, con tempistiche però che non si possono prevedere. Immagino, è quello che penso anch'io. Ma senta, in tutto questo Xi Jinping parla di sinicizzazione dei riti, delle fedi. Questa cosa si può, diciamo così, conciliare con il cattolicesimo? Viene in mente Matteo Ricci con i cosiddetti riti cinesi, mi verrebbe da citare lo stesso Battiato, i gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi in attesa di entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. È ancora così? Ma guardi, il più grande apostolo della Cina moderna, il cardinale Celso Costantini, veneto, diceva che il grande problema della Chiesa Cattolica in Cina potesse venire risolto solo con una maggiore sinizzazione, perché inizialmente tutta la gerarchia ecclesiastica era europea e veniva percepita come un'organizzazione straniera.
Questo primo ostacolo venne superato grazie alla nomina dei primi 6 vescovi cinesi nel 1926, fatta da Pio XI, e poi della gerarchia episcopale in Cina, istituita da Pio XII con la Quotidian Nos del 1946. A Costantini si deve forse la prima formulazione compiuta della necessità di sinizzazione della Chiesa, perché Costantini parte dal presupposto che Cristo ha fondato la Chiesa con carattere cattolico, cioè egli la vuole francese in Francia, americana in America, cinese in Cina. Il prelato veneto teorizza la sinizzazione della Chiesa, già che ogni popolo ha il proprio carattere, e dice bisogna fare in Cina quello che fu fatto in Occidente, cioè piantare la Chiesa con la sua gerarchia indigena e con forme esteriori meno occidentali. Peraltro il presidente Xi Jinping in gioventù ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti, quando era ancora un funzionario in carriera, e ha avuto modo di sperimentare, perché non visse nella bolla diplomatica di Washington o in qualche comunità cinese, ma visse nell'America rurale, ospite di una famiglia americana, vide dal vivo il principio del wall of separation che c'è negli Stati Uniti. Quindi uno Stato che è autonomo e indipendente dalle confessioni religiose, ma non è aggressivo verso le confessioni religiose, come invece abbiamo altri esempi in giro per il mondo. Quindi penso che questa constatazione del fatto che Stato e confessioni religiose possano convivere pacificamente abbia certamente influenzato la sua formazione e le sue opinioni in questo campo. Però, professore, morto il Papa il 21 di aprile, passano nemmeno 2 giorni e il governo di Pechino nomina 2 vescovi. Che cos'è, un messaggio alla Chiesa come a dire qui comandiamo noi? Ma certamente il tempismo è stato molto infelice, però non sappiamo di preciso il procedimento di nomina dei vescovi concordato nell'accordo segreto. Può darsi che l'iter si fosse ormai avviato e non abbiano potuto o voluto fermarlo nemmeno per un fatto di immensa rilevanza come la morte del Papa. Sì, può essere andata anche così. Oltre Tevere, Parolin e Tagle vengono criticati in questo periodo per il dialogo con la Cina, ma è possibile che la Chiesa si sia dimenticata l'Ostpolitik degli anni 70? Ma l'Ostpolitik del cardinale Casaroli degli anni 70 era appunto gli anni 70, nel senso che bisogna tenere presente che non siamo più negli anni 70 con tutti i loro terribili drammi. Il fattore sociale e religioso ha subito un'evoluzione precisa nel quadro politico-istituzionale cinese. Se possiamo riassumere brevemente, abbiamo un primo periodo del presidente Mao con la religione vista nell'ottica del materialismo dialettico, quindi un retaggio del passato destinato a scomparire per vie naturali. Nel secondo periodo della rivoluzione culturale, cattolicesimo e protestantesimo vengono misti come al servizio degli imperialisti, mentre buddismo, taoismo e islam al servizio delle forze che volevano il ritorno del feudalesimo. Quindi la religione in quanto tale, a prescindere da questo o da quella, la religione in quanto tale era un nemico della lotta di classe e andava perciò combattuta. Il terzo periodo, che è quello di Deng Xiaoping, vede prioritario unire le forze per lo sviluppo e la modernizzazione del paese, e quindi la religione diventa qualcosa da tollerare perché è necessaria la cooperazione di tutti, credenti e non credenti. Nell'ultimo periodo, quello attuale, abbiamo visto un certo capovolgimento del paradigma iniziale. La religione, purché sempre nel rispetto della Costituzione, delle leggi e sotto il controllo dello Stato e del partito, può essere un fattore positivo che può instillare una maggiore etica nei lavoratori, aiutare a combattere la corruzione e fungere da collante sociale nei momenti di crisi generale come la recente pandemia del Covid-19. Professore, ma allora il prossimo Papa come dovrà gestire i rapporti con Pechino? Come li dovrà impostare, secondo lei? Guardi, dovrà semplicemente fare quello che fecero i suoi predecessori. Già nel 1245, infatti, Papa Fieschi, Innocenzo IV, nel quadro del Concilio di Lione,
aveva inviato un legato pontificio, il francescano Giovanni da Pian del Carmine, al Khan dei Tartari per favorirne la conversione al cristianesimo e dissuaderlo dall'invadere l'Europa. Dopo la missione di Marco Polo, Papa Masci Nicolò IV, il primo pontefice francescano, inviò il confratello Giovanni da Montecorvino, che giunse in Cina nel 1294 e tradusse il Salteri, il Nuovo Testamento e il Messale in tartaro. Clemente V ne dispose poi la consacrazione come arcivescovo di Pechino. Secoli dopo, il testimone venne raccolto dal gesuita Matteo Ricci, che è originario di Macerata, che è una città a pochi chilometri di distanza qui da Camerino, fino al blackout provocato dalla questione dei riti. All'inizio del Novecento abbiamo avuto un nuovo Matteo Ricci, cioè il vescovo veneto poi cardinale Celso Costantini, che è davvero un nuovo apostolo della Cina. E quindi il rispetto e l'attenzione della Chiesa e della Santa Sede verso la Cina è costante nel corso dei secoli. Perché? Perché, come dice il canone 1752 del Codice Canonico, salus animarum suprema lex, e alla Chiesa e alla Santa Sede interessano le anime dei cinesi a prescindere dal sistema politico. Certo. E però, per concludere, è la Chiesa clandestina quella che si riunisce nelle campagne, nei garage e che a quanto pare viene perseguitata da Pechino, eppure mantiene questa fedeltà a Roma, tanto che Papa Ratzinger nel 2011 scrisse per loro parole piene di affetto? Ma già la lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi nel 2007 abrogava le disposizioni speciali dell'88 sui rapporti fra Chiesa patriottica e Chiesa clandestina, sottolineando che la clandestinità può essere una fase transitoria di uno sviluppo ecclesiale, non può essere una condizione permanente, e invitava sempre Benedetto XVI a superare questa dolorosa divisione col tempo, le preghiere e l'impegno comune. E penso che l'utinam di Benedetto XVI abbia ancora indubbiamente una sua validità, formulato con la grande lucidità che quel Papa ha mostrato nei suoi documenti. Molto bene, grazie professore. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Avete ascoltato Zoom,
il drive time in mezzo ai fatti.